Buongiorno, scusate, l'ora mattutina presto rende un attimo gli animi più tranquilli e ricettivi, quindi se ogni tanto prendo la tangente non vi preoccupate, è la stanchezza normale. Io sono Fabrizio Melodia, sono nella vita, ahimè, faccio lo scrittore precario, ho all'attivo 2 libri e sono impegnato soprattutto nell'ambito della cultura. Una cosa che voglio solo far notare, a parte la scarsa attenzione che tutto lo Stato sociale pone nell'educazione, come diceva poc'anzi il Signore, nella scuola e nel divario tra scuola e lavoro, quindi dalla ricerca alla fattualità di questo tipo di studi, c'è da dire una cosa. Secondo me il punto fondamentale, iniziale, avendo già noi chiaro i punti focali su cui lavorare, su cui battere il chiodo, le risposte concrete a cui dare, è lo stesso creare la grande partecipazione. Non possiamo pensare a noi come carbonari, dobbiamo pensare a noi come invece persone a contatto con la gente, nella semplicità. Essere semplici con gli altri, creare grandi partecipazioni, fare grandissimo consenso, anche perché creando questo tipo di contatto si crea anche maggiore attenzione, e l'attenzione è una cosa di cui abbiamo bisogno per farci conoscere, per mettere radici nel territorio, per poter fare battaglie che magari non danno risposte concrete nell'immediato, ma daranno risposte concrete nel futuro. Una riforma concreta dello Stato sociale affinché si possa avere l'assegno sociale punto del modello danese, può essere sì non recepito subito come qualcosa di concreto, perché questo deve essere fatto attraverso un passaggio vario fino al raggiungimento di questo: l'assegno sociale, la formazione continua e permanente e un grosso turnover nel lavoro. Questo, parlando anche con alcune persone attraverso internet, non viene recepito. Le persone vanno aiutate a capirci, soprattutto a capirci con semplicità. È su questo che io punterei molto nel nostro modo di agire. Grazie.